Il comitato spontaneo Vogliamo l'acqua non si arrende. Dopo la manifestazione le risposte sono insufficienti e chiede un consiglio comunale straordinario aperto. Il sindaco risponde: sto sollecitando la regione, abbiamo già requisito 4 pozzi. Trasporti inefficienti e inaffidabili. Unione sindacale di base prepara presidio di protesta per il 20 di giugno. Un progetto per un'agricoltura siciliana sostenibile e di successo si chiama Go a Spasso. Stallo della Commissione Agricoltura, fermi i sussidi. Il pentastellato De Luca chiede a Schifani subito il rimpasto. Mancata approvazione dei bilanci, arrivano i commissari in 147 comuni. Elezioni a rischio annullamento, vizi formali rilevati dal candidato a sindaco Lillo Musso. La DIA sequestra beni archeologici in possesso di un trafficante vicino a Matteo Messina Denaro. Il premio Cultrera del Lions, formazione per i giovani di Mare Vivo, la giornata mondiale del rifugiato a Licata, collezione di grani antichi nei pressi del Tempio di Esculapio di Agrigento, la fede dell'unità pastorale Sant'Antonio e San Giacomo a Raffadali. Bentrovati dalla nostra redazione. Il comitato spontaneo Vogliamo l'acqua torna a farsi sentire. Ieri un altro momento di coordinamento e riunione, tante le domande che pongono alle istituzioni e sollecitano anche come momento di riflessione alla cittadinanza. Chiedono un consiglio comunale straordinario che possa essere aperto alla partecipazione di tutti. Sentiamo. Alfonso Cartannilica, qui al Consiglio Comunale avete presentato un documento al Presidente del Consiglio sulle tematiche che riguardano la siccità, la mancanza d'acqua. Ecco, sì, dopo la manifestazione del 1° giugno abbiamo deciso di coinvolgere anche il Consiglio Comunale, che in tutte queste settimane è stato colpevolmente in silenzio. Per questo abbiamo una piccolissima delegazione di noi, perché potevamo essere anche centinaia, addirittura migliaia, per evitare problemi di ordine pubblico. Abbiamo fatto un gruppetto di 15 persone e siamo venuti qui al Consiglio Comunale di Agrigento per presentare un documento al Presidente del Consiglio in cui chiediamo un Consiglio Comunale aperto a tutta la città. Il Presidente del Consiglio ci ha ricevuti e ne parlerà con i consiglieri comunali e ci darà una risposta a breve. Avete presentato anche una piattaforma, no? Sì, la piattaforma si rifà a quella della manifestazione del 1° giugno. Colgo l'occasione anche di invitare il sindaco di Agrigento a rispondere alle domande che avevamo inserito nel documento del 1° giugno, perché lui stesso aveva preso l'impegno di farlo, e quindi credo che anche per stemperare gli animi e per evitare che l'esasperazione della gente aumenti, sia meglio che le istituzioni spieghino le cose alle persone e diano delle informazioni a tutti i cittadini. Che risposta avete avuto al Presidente? Il Presidente si è detto disponibile, però ci ha spiegato che le procedure richiedono che si debba consultare con tutti gli altri consiglieri. E noi abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto, perché un consiglio comunale chiuso non servirebbe a nulla. Noi vogliamo partecipare e fare delle domande anche ai dirigenti dell'AICA che verrebbero coinvolti e convocati. Emanuele Lovato, presente anche lui a questa delegazione, qui al Consiglio Comunale, dove avete chiesto una seduta straordinaria dedicata proprio all'acqua. Sì, abbiamo chiesto che in pratica ci sia un consiglio aperto, in modo che anche noi possiamo toglierci qualche dubbio, che oggi ce n'è tanto. Uno fra tutti è quello di sapere se e come si deve comportare uno che resta senza acqua, perché si è capito e non si è capito finora che uno deve chiedere ad AICA l'intervento eventualmente di un'autobotte. A chi paga? Paga subito praticamente a quello che ci porta l'acqua, oppure deve pagare ad AICA, che sono cose che questo bisognerebbe saperlo, che
che ancora non è chiaro se in effetti c'è l'accordo, perché si è capito e non si è capito. Ieri praticamente su quello che hanno detto il responsabile, qualcuno, diciamo, è stato un vertice in prefettura pure, il vertice alla prefettura, sì. Non si è capito però come noi dobbiamo comportarci come cittadini quando manca l'acqua, e vorremmo capire se il comune sa in effetti come comportarci, perché questo è un dato di fatto, è una cosa molto importante per noi. Perciò che ce lo dicono, noi abbiamo chiesto di fare una riunione aperta ai cittadini anche per sapere queste cose. Speriamo che consentano a fare al più presto questa riunione aperta al Consiglio Comunale. Marco Falzone, allora, presente a questa iniziativa una delegazione di agrigentini, siete qui per chiedere un Consiglio Comunale straordinario che parli di acqua? Ma l'acqua è fondamentale per la nostra vita, per la vita dei nostri figli, per la pulizia anche della città, perché è chiaro che la città ha necessità di avere quantità d'acqua necessarie per poi appunto pulire le strade che già versano in condizioni pietose. Quindi io direi che l'acqua è dignità, l'acqua è vita, ma l'acqua è anche immagine, l'acqua è anche economia turistica, l'acqua serve per appunto la nostra vita, per l'organizzazione dell'ospitalità, dell'accoglienza. Sono dei discorsi così banali che quasi a volte sembra pure stranisce appunto continuare a fare appunto continuare a portare avanti queste istanze che poi sono fondamentali nell'organizzare una vita normale, regolata da quegli standard dignitosa, esattamente. Quindi però io vorrei insistere su questo punto. Noi in prossimità del 2025, anno che ci vedrà capitale la cultura, non possiamo assolutamente affrontare una presenza turistica che aumenterà di 500-600 mila unità, forse anche di più, e si aggiungeranno già al milione di persone che arrivano in città per visitare i templi e non solo i templi. Noi non potremmo mai gestire questi flussi con queste quantità di acqua minimali. E a questo problema dell'acqua si aggiunge anche una città che manca in servizi logistici, anche la pulizia lascia a desiderare, lo scerbamento non esiste, quindi al problema dell'acqua si aggiungono altre problematiche, ma l'acqua è fondamentale. L'acqua è fondamentale anche perché dobbiamo ricordarci che ci sono persone che a casa sono allettate, persone che a casa hanno bambini piccoli, cioè questi discorsi non li dovremmo neanche fare nel 2024-2025, non si dovrebbero neanche porre in essere, ecco, diciamo. Quindi è chiaro che noi aspettiamo solamente delle risposte chiare e che non ci vengano a raccontare che il problema è legato alla siccità, perché in altre città l'acqua viene distribuita 3-4 volte alla settimana, ma viene distribuita. Quindi io spero che questo problema venga attenzionato dalle autorità e che si possano trovare delle risoluzioni valide e durature. E intanto sul tema il sindaco Micichè dà le sue risposte, vediamo. Nell'immediato io ho rapporti già diretti con il governo regionale per far sì che Sicilia Acque, che è quella che gestisce però la gran parte dell'acqua potabile che arriva nei nostri serbatoi, possa aumentare quella quota che ahimè però è stata ridotta esclusivamente perché gli invasi sono ai minimi termini, lo sapete bene. Altro stiamo invogliando i vari autobottisti privati a stipulare una convenzione con AICA in modo da poter regolamentare questa distribuzione capillare anche nei vari domicili, ma anche in maniera trasparente. Io il mio pallino è quello, a prescindere dalle fonti che stiamo reperendo nel territorio agrigentino, anche nel territorio della provincia. Della provincia sono 4 le fonti, i pozzi che sono stati già tra virgolette requisiti, ma possiamo dire che sono stati i privati a donarli quindi ad AICA, e i lavori in due dei 5 pozzi già sono iniziati. Io penso che tra i 2 e i 3 mesi potranno essere immessi nelle condotte che arrivano fino ad Agrigento. I 2 pozzi agrigentini che però stiamo cercando di valutare sono quello di Buonamolone e quello in via Solferino, ma il mio pallino, sapete bene, è sempre quello del dissalatore. Sto puntando e sto lavorando tantissimo sulla realizzazione in brevissimo tempo del dissalatore di Porto Empedocle. È vero che il governo regionale ha finanziato già 90 milioni per i 3 dissalatori, Gela, Porto Empedocle e Trapani. A me naturalmente per il mio territorio mi interessa quello di Porto Empedocle. Sto facendo tutto attraverso tantissime vie di poter realizzare, penso che è un sogno definitivo per la nostra città.
C'è anche sindaco la nuova rete idrica. Ah, ecco, la nuova rete idrica, molti dicevano che avevamo perso il finanziamento, assolutamente no, questo finanziamento l'abbiamo recuperato noi nel 2021. Nel 2021 finalmente, se voi vi ricordate, col governo Musumeci e proprio il presidente Musumeci è venuto ad Agrigento, abbiamo stipulato quel patto dove il governo regionale si impegnava per la realizzazione delle reti idriche. Molti dicono ma è una promessa che nel passato gli altri hanno fatto, è vero, però questa volta in più noi abbiamo fatto il bando, abbiamo affidato la gara e abbiamo affidato anche i lavori all'impresa, cioè che si era aggiudicata la gara. Quindi mentre nei tempi passati nessuno mai aveva fatto la gara, il bando, ora invece facendo il bando, facendo la gara e aggiudicando i lavori, nel momento in cui i fondi da europei, da un ramo di europei passano all'altro ramo, perché poi sono i fondi di sviluppo e coesione, fisicamente arrivano nelle casse di AICA, l'indomani i lavori ripartiranno, perché il RUP è stato intelligente, che nel momento in cui c'era la scadenza dei finanziamenti europei del 2023 ha bloccato i lavori, bloccando i lavori non si è perso il bando di gara, non si è perso nulla, quindi possono riprendere immediatamente l'indomani che il finanziamento del decreto arrivi proprio nelle casse di AICA. Parliamo adesso di trasporti. L'Unione Sindacale di Base protesta contro la TUA di Agrigento e il prossimo 20 di giugno ha organizzato un presidio innanzi a Palazzo di Città. Parlano di trasporti inefficienti, inaffidabili e aggiungono l'amministrazione comunale a riguardo tace il servizio. Il 20 giugno prossimo dalle ore 10 in poi la USB Lavoro del Coordinamento Nazionale Trasporti Pubblico Locale e Privato terrà un presidio presso il Comune di Agrigento. L'iniziativa riguarda tutta una serie di criticità rilevate sui trasporti pubblici gestiti dalla società TUA, disservizi che a secondo il sindacato non garantiscono servizi efficienti, dignitosi e accessibile a tutti, il cui protrarsi si ripercuote su una situazione già di per sé difficile e che da anni sta affliggendo i trasporti pubblici del nostro territorio. Per nulla incisivi, se non proprio insufficienti, i provvedimenti sinora intrapresi per i trasporti pubblici agrigentini e attraverso i quali si sarebbero dovuto sanare tutta una serie di criticità e violazioni contrattuali, tra l'altro ammesse dalla stessa amministrazione in sede di Consiglio Comunale, che non permettono di garantire il diritto alla mobilità ai cittadini e le necessarie tutele ai lavoratori. Ma ciò che ci preoccupa maggiormente, afferma il sindacato trasporti, è il silenzio assordante dell'amministrazione Miccichè, che è ancora sordo alla nostra missiva inviata lo scorso 22 marzo, forse perché troppo impegnata in altre faccende, piuttosto che rispondere alle giuste e doverose istanze poste dalla nostra organizzazione sindacale in merito a un servizio pubblico come quello dei trasporti pubblici di Agrigento, che si ricorda essere un servizio essenziale che garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini. Pertanto l'appuntamento è per il prossimo 20 giugno con un presidio presso la sede municipale. È stato presentato il progetto Go Aspas per una agricoltura siciliana sostenibile e di successo. Per noi c'era Arturo Cantella. Parliamo di questo progetto Aspas, un progetto qui presso la fattoria Ruralia, dove si parla di agricoltura innovativa. Sì, sicuramente è un'ottima occasione per presentare i risultati di questo progetto sulla sostenibilità di questa cultura innovativa. Ed è un po' una delle branche del PSR, quello di introdurre nuove soluzioni, nuove opportunità per gli agricoltori, e quindi a questi risultati poi vanno divulgati e trasmessi al maggior numero di persone possibile. Fra l'altro l'innovazione è importante perché il clima, con i cambiamenti climatici, le culture si vanno quasi spostando. Si parla delle colline del Monferrato che vengono olivetate, quindi con oliveti, quindi la cultura dell'olivo si innalza, e da noi, a causa della siccità, bisogna utilizzare altre culture dove il risparmio idrico è minore e maggiore, e dove si può produrre anche ad alte temperature. E l'asparago rientra tra queste culture. Come è stato accettato il progetto non solo dell'asparago, ma so che come Assessorato all'Agricoltura ci sono tanti progetti innovativi. Questa misura 16.1 ha diversi progetti innovativi su diverse specie, su diverse
e il filo conduttore è l'innovazione, quindi l'innovazione, cioè sono tutte attività rivolte ai giovani, perché è chiaro che devono essere i giovani ad innovare e a dare nuove possibilità di nuove soluzioni per questa agricoltura che cambia di giorno in giorno. Presidente, un importante convegno sull'asparago Go Aspas, che vede qui presso la fattoria rurale a tanti esperti discutere sul progetto. Una sintesi di quello che ci sarà oggi? Un ulteriore appuntamento del progetto Go Aspas, quel progetto di cooperazione fatto tra alcune aziende private di Confagricoltura, il CREA, l'Università di Catania e il CREA di Montanaso. Abbiamo dimostrato che l'asparago domestico si può coltivare nelle nostre aziende. Lo abbiamo saputo fare in un'azienda nel Vittoriese, quindi nella zona a mare, lo abbiamo fatto a Naro nell'azienda partner di un nostro socio di Confagricoltura. Ci sono dei grandi risultati, quindi possiamo immaginare delle culture alternative a quello che facciamo. Oggi con i cambiamenti climatici dobbiamo sforzarci in ogni modo anche a trovare soluzioni se vogliamo continuare a fare gli agricoltori e immaginare nuove culture. Ahimè la mancanza di acqua, ahimè il cambiamento climatico, come dicevo, ahimè dei modi diversi di fare agricoltura ci impongono di scommettere su nuove e altre produzioni. L'asparago potrebbe essere uno di questi. Un punto della situazione anche voi come Confagricoltura? Ma sente, è un momento molto disastroso. Quello che mi lascia l'amaro in bocca è che ieri la Commissione Attività Produttive, chiamata a ragionare su dei voucher in agricoltura, dove la Confagricoltura non era d'accordo per le modalità, perché avremmo preferito che si dessero dei soldi agli agricoltori, e invece per senso di responsabilità abbiamo aderito alla proposta del Presidente Schifani di fare arrivare, purché si facesse in fretta, quindi aderire ai voucher per il foraggio degli animali. Bene, a distanza di 13 giorni la politica non si assume le responsabilità e rinvia di una settimana la discussione, ma i nostri capi zootecnici, i nostri animali non possono aspettare. Ecco, il nuovo Parlamento europeo, cosa si ci aspetta dal nuovo Parlamento europeo ma senta, per la politica agricola della PAC? Ma senta, noi ci aspettiamo tanto dal governo regionale, perché poi siamo una regione a statuto speciale, tanto dal governo nazionale. Non ci piace quello che succede nelle aule della Camera, perché è veramente una vergogna quando c'è un paese in ginocchio, e dal nuovo Parlamento europeo ci aspettiamo tanto. Certo, abbiamo un decreto di emergenza, giorno 16 i nostri agricoltori, noi agricoltori, saremo chiamati a delle scadenze tributarie, ancora non abbiamo un provvedimento per dirci se li dobbiamo pagare o meno. Se questa è l'attenzione verso un comparto che sta morendo in grave crisi, dalla zootecnia, dalle fruttifere, dagli agrumeti ai seminativi, e allora forse qualcuno non ha ancora capito niente. Dunque, l'equipe del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania si è occupata appunto dell'implementazione di innovazioni agronomiche rivolte alla massimizzazione e all'ottimizzazione sia del ritorno economico, della gestione economica della coltura dell'asparago, sia per quanto riguarda la sostenibilità. Infatti abbiamo condotto delle prove per quanto riguarda sia il sistema di irrigazione sia la pacciamatura, che una prova sul sesso d'impianto, tutte rivolte appunto all'ottenimento di un miglioramento per quanto riguarda i risultati bioagronomici della coltura dell'asparago. Stallo per i sussidi agli agricoltori, circa 10 milioni di euro, e in commissione ARS, la commissione agricoltura, si sono presentati in pochissimi l'ira di Schifani. È stato uno spettacolo indecoroso, lo afferma Coldiretti in relazione all'assenza di ben 8 componenti della terza commissione ARS, che avrebbe dovuto discutere i provvedimenti a favore degli agricoltori e in particolare il voucher del fieno per circa 10 milioni di euro. Il provvedimento ha dunque registrato un momento di stallo, per il quale è stata poi riconvocata la commissione per il prossimo martedì alle ore 12. Secondo il presidente
presidente Gaspare Vitrano, deputato forzista, la situazione è drammatica e merita tutta l'attenzione possibile. Sono dispiaciuto, dice, rammaricato per le assenze, ma la Commissione ha un regolamento diverso rispetto all'Aula che ci ha permesso comunque di affrontare e concludere la discussione generale martedì. Comunque conferma e assicura saremo tutti presenti per la votazione finale. Una mezza battuta d'arresto che logicamente non è stata colta con favore dal governatore Renato Schifani, titolare al momento dell'interim dell'agricoltura, al quale l'accaduto pare proprio non sia andato giù. E ancora in tema di politica regionale, la Sicilia agonizza, la siccità sta facendo danni incalcolabili e il rischio di incendi presto si potrebbe trasformare in emergenza. La ricreazione della campagna elettorale è finita ed è l'ora di pensare ai problemi dell'isola e non a come riassemblare i pezzi della macchina di governo regionale per accontentare i partiti della maggioranza. Se Schifani deve fare un rimpasto, lo faccia subito, non possiamo aspettare l'insediamento del Parlamento europeo a metà luglio. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, Antonio De Luca, che poi dice è già scandaloso che da metà aprile siamo senza assessore all'agricoltura. Ricordi Schifani, conclude, qualora lo avesse dimenticato, che quelli a cui devono dare risposte sono i cittadini, non già i deputati. Autonomie locali, mancata approvazione dei bilanci di previsione, scattano i commissariamenti per 147 comuni siciliani. Scattano i commissariamenti per 147 comuni siciliani che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 24-26. L'assessore alle autonomie locali Andrea Messina ha firmato i provvedimenti di nomina dei commissari ad acta che dovranno provvedere a fare adottare lo strumento di programmazione economico-finanziaria essenziale per autorizzare le spese degli enti locali. Si tratta di un intervento sostitutivo necessario e obbligatorio da parte della Regione, dal momento che l'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio Comunale consente ai comuni di programmare le attività e i servizi da offrire ai propri cittadini nel triennio. La nomina dei commissari ad acta è l'atto estremo a cui abbiamo dovuto fare ricorso dopo aver tentato in tutti i modi possibili di stimolare i comuni ad adottare i bilanci di previsione con le procedure ordinarie, dice Messina. I termini previsti dalla legge sono stati ampiamente superati e con essi anche l'ulteriore finestra che attraverso gli uffici del Dipartimento abbiamo disposto per verificare eventuali incongruità tra le informazioni in possesso dell'amministrazione e l'effettiva attività politico-amministrativa svolta. Dunque, prima dell'insediamento, i commissari provvederanno ad accertare ancora una volta lo stato del procedimento e solo in caso di verificata inadempienza si insedieranno con la legittimazione a svolgere tutte le attività previste dalla legge. A Campobello di Licata il clima continua ad essere incandescente anche ad elezioni avvenute che rischiano l'annullamento, perché ci sarebbero dei vizi formali legati al fatto che qualcuno avrebbe accertato che talune urne non sono state suggellate e che in altre la feritoia d'ingresso della scheda era troppo larga. Ad evidenziare tutto questo è stato Massimiliano Musso, segretario generale di Forza del Popolo, nonché candidato a sindaco sconfitto alle elezioni dei giorni scorsi. Va fatto un accertamento rigoroso e all'esito va applicata la norma di legge, commenta Musso. Fra i casi sospetti indicati da segretario generale di Forza del Popolo, anche quello definito inspiegabile del timbro di suggellazione sopravvissuto allo strappo del cartone dovuto alla rimozione del nastro adesivo.
E la DIA di Trapani sequestra beni archeologici ad un uomo vicino a Matteo Messina Denaro. Diverse anfore di epoca tardo-romana ed un basamento di marmo riproducente scene mitologiche scolpite su tutti i lati, di età ellenistico-romana, tutti ritenuti di ingente valore, appartenenti ad un trafficante internazionale di opere d'arte. Indicato dagli investigatori come collegato al boss Matteo Messina Denaro, sono state sequestrate dalla Direzione Investigativa Antimafia. Il decreto di sequestro è stato finalizzato alla confisca di prevenzione emessa dal Tribunale di Trapani per beni tutelati da interesse storico, artistico ed archeologico. A carico del destinatario del provvedimento, si legge in una nota della DIA, emergono numerosi indizi riguardo alla sua pericolosità, caratterizzata dall'essere un soggetto che trae il proprio sostentamento dalla propria attività di trafficante internazionale di reperti archeologici. Dell'attività illecita svolta del trafficante avevano parlato in passato diversi collaboratori di giustizia. La misura di prevenzione emessa a fronte di una proposta del direttore della DIA e del procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia ricalca analoghi provvedimenti scaturiti grazie alle indagini patrimoniali svolte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Trapani, che ha dimostrato la sproporzione tra le fonti di reddito e gli impieghi del nucleo familiare dell'indagato. Le opere d'arte saranno adesso affidate per la custodia alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali al fine di renderle nuovamente fruibili alla collettività. Non ha esitato un attimo, accortasi che il giovane stava per annegare, si è lanciata in acqua e lo ha tratto in salvo. È accaduto a San Leone, località balneare di Agrigento. La protagonista è una giovane agrigentina, Rita Volpe, figlia di un tutore delle forze dell'ordine in servizio alla questura di Agrigento, Alessandro Volpe, che ha notato nella spiaggia che si trova tra il Blue Out e l'Oceano Mare un ragazzo di 16 anni in forte difficoltà a causa delle correnti e del mare agitato. Rita Volpe, che si trovava in spiaggia con il suo fidanzato, si è tuffata e lo ha salvato con non poche difficoltà, visto che il mare era abbastanza mosso e le onde la spingevano al largo. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio e giunti a riva le amiche del ragazzo hanno ringraziato Rita per avergli salvato la vita. Ancora qualche notizia di cronaca: aggredisce i carabinieri e danneggia l'auto di servizio, arrestata quarantenne a Menfi. L'indagata è stata arrestata ben 5 volte nell'ultimo periodo e nei prossimi giorni sarà anche a processo per stalking. I carabinieri sono intervenuti per riportarla ai domiciliari, ma sono stati aggrediti con morsi e graffi. Per questo il GIP del Tribunale di Sciacca ha convalidato l'arresto della quarantenne, ormai nota alle forze dell'ordine, che avrebbe anche danneggiato, come detto, l'auto di servizio. Immobile occupato abusivamente e allaccio alla rete elettrica. Scattano le ipotesi di reato per occupazione abusiva e furto aggravato. Per questo gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento hanno denunciato 2 agrigentini, un 26enne e un 24enne. I poliziotti sono intervenuti in via Nicone in seguito ad una segnalazione giunta al numero unico. Una successiva perquisizione ha poi portato al ritrovamento di una pistola a gas senza tappo rosso, 2 bastoni chiodati e un coltello. I 2 agrigentini sono stati così denunciati. I carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi hanno arrestato un 53enne di nazionalità rumena, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso una comunità del Trapanese e ritenuto responsabile di strage. L'attività di indagine è stata condotta dai militari della stazione di Brancaccio ed ha consentito di delineare un grave quadro indiziario sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare nei confronti dell'uomo, il quale, indagato in precedenza
violenza per maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie, nel dicembre del 2022, dopo essersi introdotto nell'abitazione della donna in via Oreto, vi si sarebbe barricato dentro, tagliando inoltre 3 tubi collegati a delle bombole di gas con il chiaro intento di far esplodere l'appartamento. Il tempestivo intervento dei carabinieri, con il supporto del personale dei vigili del fuoco, ha scongiurato conseguenze ben più gravi, consentendo l'immediato arresto del 53enne e la messa in sicurezza dell'intero stabile. L'indagato è attualmente ristretto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. Adesso ci fermiamo solo qualche istante per la pubblicità e torniamo tra poco con altre notizie. E Antonio Stagno, 31 anni, è stato eletto alla guida della FIT Cisla Agrigento Caltanissetta. Nel ringraziare il gruppo dirigente e il supporto della segreteria regionale della FIT Sicilia e dell'Usta Agrigento Caltanissetta Enna, Stagno ha ribadito l'impegno di essere sempre più a fianco delle persone che la federazione rappresenta, offrendo supporto continuo e lottando per miglioramenti concreti delle loro condizioni di lavoro. Oggi è una giornata importante, ha dichiarato Carmela Petralia, segretaria generale della Cisla di Agrigento Caltanissetta ed Enna. La federazione della FIT del territorio si dota di un giovane competente sindacalista che, dice, sono certa saprà costruire un percorso nuovo con idee innovative e massimo impegno. Secondo prelievo multiorgano a cuore fermo all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, un intervento eseguito grazie alla collaborazione multidisciplinare dei sanitari di diversi reparti, che rappresenta poi un ennesimo gesto di solidarietà e generosità che ridona la vita a tanti. Ancora un prelievo di organi e tessuti, a cuore fermo, presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Si tratta della seconda volta in assoluto che questo tipo di intervento viene perfezionato nella struttura agrigentina. Il prelievo Donation After Cardiac Death si affianca alle donazioni per morte encefalica, ma a differenza di quest'ultima casistica, comporta una serie di adempimenti e manovre da porre in essere rapidamente per garantire la funzionalità degli organi. Fra questi la necessità di assicurare artificialmente l'irrorazione di sangue nei tessuti e l'ossigenazione prima e dopo il prelievo. Vorrei ringraziare calorosamente la famiglia, ha commentato il direttore dell'unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva del San Giovanni di Dio, Gerlando Fiorica, per la spiccata generosità dimostrata sia pur nella drammaticità del momento per la perdita della persona congiunta. Ringrazio, ha concluso, anche tutti i sanitari delle unità operative complesse di radiologia, patologia clinica, cardiologia, oculistica, servizio trasfusionale che hanno reso possibile, con il loro tempestivo impegno multidisciplinare, una nuova donazione e hanno contribuito ad offrire nuove speranze ad alcuni pazienti in attesa di trapianto. E Lions ha celebrato la cerimonia di assegnazione del premio Peppino Cultrera. Sentiamo com'è andata. Un premio di laurea per ricordare il socio Peppino Cultrera, ma anche per sostenere i giovani talenti agrigentini. Assolutamente sì, non potevamo che sposare chiaramente per il secondo anno consecutivo la volontà anche della famiglia del nostro socio Peppino Cultrera, che ha voluto insieme a noi ricordarlo e nel farlo premiare gli studenti che si sono distinti in un'attività che certamente porteranno con sé nel tempo. È un momento particolarmente emozionante per noi quando si tratta di ricordare un socio, tra l'altro un socio come Peppino, per cui siamo felici di farlo insieme all'università, di farlo insieme ai familiari e contiamo di ripeterlo di nuovo. Presidente, Lions Club Polo Universitario Insieme per sostenere gli studenti del Polo Territoriale di Agrigento. Sì, questa è la seconda edizione di un premio che io ritengo molto importante per il nostro Polo, perché intanto celebra una figura del territorio che si è tanto impegnata all'interno di un club service, del Lions, ma si conclama in questo modo anche un interesse
di associazioni culturali legate al territorio nei confronti del polo territoriale universitario di Agrigento. Io credo che l'attività didattica, l'attività di ricerca, poi sfociando anche nelle tesi di laurea dei nostri studenti, debbano avere anche un riscontro nel territorio, nei valori di una comunità e della società civile. Pertanto questo premio, nella sua semplicità e anche nella continuità che si vuole dare, è un bellissimo riconoscimento e un momento in cui diciamo, viene premiata anche l'attività degli studenti. Quindi sono felice di essere qui oggi e di celebrare questo premio. La studentessa è tra l'altro molto dico gratificata, sarà gratificata di questo riconoscimento, e anche la nostra università credo che portando avanti gli allievi migliori abbia un riscontro significativo. La città dei 15 minuti è un modello di città incentrato sul disporre servizi e infrastrutture in modo tale da essere raggiunto nell'arco di 15 minuti senza utilizzare mezzi energivori e inquinanti. Formare nuovi e giovani protagonisti di bellezza, le bellezze naturalistiche della Sicilia, da Sciacca ad Agrigento, diventano opportunità per rilanciare l'imprenditoria giovanile in un'ottica di sviluppo sostenibile. L'iniziativa è di Mare Vivo Sicilia. Vediamo. La delegazione siciliana dell'Associazione Ambientalista Mare Vivo sta curando lo sviluppo di un'iniziativa che intende mettere insieme il territorio e i giovani, al fine di sostenere la creazione di nuove start-up nel campo della promozione ambientale, fornendo ai partecipanti strumenti di formazione e progettualità. L'intervento riguarda la provincia di Agrigento e in atto coinvolge un gruppo di giovani che risiedono nei comuni di Montallegro, Cattolica Eraclea, Sciacca, Ribera, Siculiana e Canicattì, che partecipano a un corso di formazione per approfondire la conoscenza del territorio e cogliere le tante opportunità di sviluppo sostenibile che possono essere colte, sfruttando natura e cultura. Il percorso mira a formare anche degli educatori ambientali che possono lavorare nel campo della promozione del territorio, nelle azioni di salvaguardia ambientale e in attività di sensibilizzazione. Un programma didattico che abilita alla costruzione di un team affiatato, all'apprendimento delle tecniche di educazione ambientale tra scienza e sperimentazione, alla conoscenza della biologia marina, delle scienze naturali peculiari della costa agrigentina, alla sperimentazione, ai laboratori e all'esplorazione del territorio. Licata celebrerà la giornata mondiale del rifugiato. C'è un servizio per saperne di più. Accoglienza, integrazione e inserimento nel tessuto sociale dal 20 al 23 giugno a Licata per la Giornata Mondiale del Rifugiato. Le iniziative saranno realizzate dalla Sole Società Cooperativa Sociale, con il Comune come ente attuatore, e trasformeranno il centro storico di Licata per accogliere convegni, degustazioni, balli afro, folklore e proiezioni. Attualmente sono ben 120 gli ospiti di Sole, che li guida in un percorso di integrazione e inserimento nel tessuto sociale con accoglienza abitativa e lavorativa. Il programma prevede il convegno sul tema immigrazione e accoglienza, lo spettacolo di inclusione, danza e musica, musiche e balli a cura di Mohamed e Friends e del gruppo folk a Lanterna, le letture Nessuno è straniero, e la proiezione del film La profezia e la trasformazione. Il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, è rivolto ai migranti che chiedono asilo politico, ai rifugiati ed a casi particolari di vulnerabilità nei paesi d'origine. Visita dei campi di collezione di grani antichi limitrofi al Tempio di Esculapio. Sono già maturi e pronti per la mietitura e sono stati realizzati nell'ambito del progetto Demetra. L'iniziativa è del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
tappa al campo di conservazione nei pressi del Tempio di Esculapio, il progetto Demetra entra nel vivo per dare una mano alla biodiversità e alla conservazione. Esattamente, con questo campo vengono coltivati in purezza i grani dell'importante collezione che abbiamo realizzato insieme al progetto Demetra, con il quale abbiamo raccolto ben 52 grani antichi, dei circa 200 che ce n'erano in passato. Di questi grani abbiamo raccolto i semi, che abbiamo racchiuso diciamo, conservato in barattoli, e le piante intere esposte in bacheca. Per far sì che i semi si possano conservare, si fa la coltivazione in purezza, in modo che si mantenga alta la germinabilità. A cosa serve una collezione di grani? A cosa servono le collezioni di piante arboree, le 4 collezioni di piante arboree che abbiamo realizzato? Serve a mantenere viva l'identità del territorio, e l'identità agricola e l'identità culturale, e a fornire informazioni utili a quanti si vogliono cimentare nella importante esperienza di coltivazione di un pezzo della loro storia, per creare un prodotto territorio di grande diciamo, competizione, di grande qualità, che risponde alle esigenze del mercato sempre più massificato. Quindi questo è uno degli obiettivi diretti dell'agrobiodiversità. Altri obiettivi attengono alle specificità della biodiversità in generale, cioè a tenersi pronti con il genoma sempre in attività per rispondere ad ogni modificazione ambientale che si dovesse presentare. Il progetto Demetra è finanziato dal PSR Sicilia. Dottore Maniscalco, si avvia a conclusione il secondo corso di formazione del progetto Demetra, un'iniziativa che aiuta la biodiversità e la conservazione. Sì, sicuramente è un'iniziativa valida, ormai avviata, è un progetto che nasce a fine 2019 grazie all'impegno, alla costanza del nostro collega dottore Alaimo Di Loro. Il parco è riuscito a portare avanti un'iniziativa valida che affronta un tema importantissimo, attualissimo, come quello della biodiversità, della conservazione delle specie autoctone principalmente, e oggi nell'ambito di questo progetto concludiamo il secondo corso di formazione sulla biodiversità. In particolare in questo momento ci troviamo in un campo di conservazione di cereali. Troverete in questo campo, che nei pressi del Tempio di Esculapio o Asclepio, dei grani antichi siciliani. È una parola non proprio tecnica, però diciamo in questo concetto si ricomprendono numerosissime specie di grani, di grani siciliani. Ecco, il parco è sempre attento alle tematiche ambientali, e appunto questo tipo di attività ne è l'espressione più concreta e più diretta. Fede, celebrazioni e dedicazione della Chiesa e dell'altare organizzata dalla comunità ecclesiale di Raffadali, unità pastorale Sant'Antonio e San Giacomo. È una giornata molto particolare per la nostra comunità per 2 motivi. Intanto perché dal giorno 8, da una settimana, abbiamo le reliquie da Padova di Sant'Antonio, accompagnati da un frate di Padova, Fra Giovanni. E poi il secondo motivo di gioia è perché questa chiesa verrà consacrato il nuovo altare che è stato fatto da qualche giorno, è dedicata come chiesa parrocchiale a Sant'Antonio di Padova. Quindi sono 2 eventi veramente che si sono incastonati tra di loro, ma 2 eventi che sono per noi motivo di gioia, di preghiera, per innalzare a Dio la nostra lode e il nostro grazie. Ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo, Monsignor Damiano, e durante la celebrazione lui stesso consacrerà l'altare e le 4 croci che sono stati posizionati nelle pareti di questa chiesa. Appunto dedicherà la chiesa a Sant'Antonio di Padova. E la dedicazione di una chiesa, la consacrazione di un altare sono momenti salienti per la vita di una comunità, è occasione per richiamare quegli spazi dove si celebra la liturgia, dove si celebra la fede.
la consacrazione dell'altare con tutti i segni che ne conseguono, l'unzione dell'altare con l'olio del crisma, quello che si usa per le cresime, per la consacrazione dei preti, per il battesimo. Sono segni importanti, sono occasione per la comunità di ripassare questi segni che magari un po' si dimenticano nel tempo, riviverli e poterli poi apprezzare sempre meglio durante le celebrazioni liturgiche. L'altare, il lambone, il luogo da cui si proclama la parola di Dio. Penso che sarà una celebrazione importante per la crescita, ecco, per un ulteriore passo di maturazione della comunità, così come tutta la Chiesa continua a maturare fino poi alla pienezza in Cristo quando sarà. Puriranno l'altare e poi lo addoberanno con la tovaglia, i fiori e le candele. 200 tipologie di birra, 25 birrifici da tutta Italia a Palermo, uno degli appuntamenti che si inserisce nella rassegna di 5 eventi Rinasce Via Macheda, che animerà da giugno a dicembre Macheda Città, il tratto di strada che va dai Quattro Canti alla stazione centrale di Palermo. Fino a domenica 16 giugno Beer Bubbles, il festival delle birre artigianali. 25 birrifici provenienti da tutta Italia, anche dalla Sicilia ovviamente abbiamo una grande rappresentanza e anche molti street food che rappresentano il territorio. Siamo alla 9ª edizione di Beer Bubbles e siamo tornati finalmente in Via Macheda. Perché un festival dedicato alla birra a Palermo? Festival dedicato alla birra e alla birra artigianale, perché la birra è questo settore, quindi settore brassicolo rispetto al settore vitinicolo, è molto indietro dal punto di vista della conoscenza. Quindi puntiamo appunto a far conoscere questo settore e a divulgare l'amore per la birra artigianale. Un'esperienza emozionale raccontata attraverso i diversi gusti che dal Sud Tirol alla Sicilia parlano del sapore della birra. È un birrificio nato nel 2016, è il terzo anno che siamo qua a Palermo a Beer Bubbles, perché è una manifestazione bellissima, quindi ci torniamo sempre molto volentieri. Palermo ci accoglie sempre molto bene e sulle birre abbiamo un po' di tutto, abbiamo basse fermentazioni, alte fermentazioni, birre acide, fermentazioni spontanee, quindi noi variamo molto sul mondo birra, usiamo l'acqua pura della Val Gardena, quindi un'acqua povera di sali, molto buona, perfetta per brassare, e variamo su molti stili. Contentissimi di essere per l'ennesima volta a Palermo e vi aspettiamo al Beer Bubbles. Anche una birra tutta al femminile, ideata in Sicilia, a dimostrazione che anche nelle isole la passione per questa popolare bevanda è sempre più qualitativamente competitiva. La nostra birra è tutta al femminile, siamo 2 socie, abbiamo deciso in tarda età di dedicarci a questa attività. Ne avevamo delle altre già chiaramente da tempo, però abbiamo seguito la passione, la facevamo prima un tempo per gli amici e per noi, poi abbiamo voluto ancora di più documentarci, abbiamo fatto una scuola professionalizzante, dopodiché abbiamo seguito la passione, abbiamo comprato l'impianto, abbiamo deciso di commercializzarla e abbiamo messo su l'azienda che è aperta da 3 anni, facciamo una piccola produzione perché è un micro birrificio, però ci divertiamo. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci anche oggi seguito sul 93 alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino, sul 268 in tutta Italia con l'intera nostra programmazione e ancora sul sito www.televisioagrigento.tv ovunque nel mondo. Grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.